Ancora arrivi di salme, ieri a Porto Empedocle 4 le bare di migranti che hanno perso la vita durante le traversate, i corpi accolti nei cimiteri di Favara e Palma di Montechiaro. Al via oggi le iscrizioni al nuovo anno scolastico fino al prossimo 10 febbraio, intervista al dirigente scolastico Costanza dell'Istituto Rita Levi Montalcini. Gli alunni della scuola odierna di Palma di Montechiaro vincono il premio Senato e Ambiente a Roma. Intensa attività della Guardia di Finanza in Sicilia, operazione Oleandro tra Catania e Caltanissetta e diversi capoluoghi italiani, misure cautelari per 15 indagati. A Palermo sequestrati 2 tonnellate di sigarette di contrabbando. A Favara nuova seduta del Consiglio Comunale, a Realmonte al via nuove assunzioni al Comune. La Cracassi contro il Sant'Agata fuori casa porta a casa un pareggio utile per smuovere la classifica. Prossima partita con il Ragusa. Buongiorno con l'appuntamento di TV Notizie, ancora arrivi di salme, ieri a Porto Empedocle 4 le bare di migranti che hanno perso la vita durante le traversate, i corpi sono stati accolti nei cimiteri di Favara e Palma di Montechiaro, cerimonia alla presenza anche del prefetto di Agrigento, il servizio. Sono 4 i corpi di migranti, tra cui quello di una bambina, che sono stati trasferiti ieri da Lampedusa a Porto Empedocle. A coordinare le operazioni è stata la prefettura di Agrigento, la bambina è stata seppellita nel Camposanto di Favara. Anche il sindaco Antonio Palumbo di Favara, rispondendo alla richiesta della prefettura di Agrigento, ha dato la sua disponibilità alla sepoltura. Lo stesso ha fatto il primo cittadino di Palma di Montechiaro, dove sono state tumulate 2 salme, quella di una giovane donna e di un corpo non identificato. La quarta bara verrà invece trasferita fino a Messina su richiesta dei familiari, che è stata un'ennesima vittima delle trasversate della Speranza e verrà seppellita in un cimitero musulmano. Presenti alla cerimonia di arrivo delle salme nel Porto Empedoclino il prefetto romano, il vice sindaco di Palma Lovasco, il sindaco di Porto Empedocle e Don Luca Camilleri. Siamo esseri umani, quindi purtroppo invece il rischio dell'abitudine è dietro l'angolo, dobbiamo essere sinceri con noi stessi. Il rischio di non considerare la tragicità di questi eventi fa parte della vita che va avanti e invece forse è il caso, almeno qualche minuto, quando arrivano da Lampedusa, di soffermarsi a pensare al fatto che se l'immigrazione irregolare verrà sconfitta e quella regolare invece prenderà piede al suo posto, queste tragedie non succederanno più. Purtroppo questa ormai è una storia che si ripete quasi quotidianamente. C'eravamo quasi, come dire, abituati da qualche mese a questa parte di non avere purtroppo questo momento di grande destrezza in questa città, ma purtroppo oggi riceviamo 4 salme, tra cui una bambina, che andranno a Favara, a Palma di Montechiaro. È chiaro che questo è una vicenda che si ripete e si ripeterà nel tempo finché non si troverà una soluzione per fermare questo stillicidio alla fonte e quindi nei paesi di provenienza. Il Mediterraneo ormai è diventato da tempo un cimitero dove purtroppo i nostri grandi fratelli, tanti grandi fratelli e tanti bambini muoiono per trovare finalmente un po' di pace e di tranquillità. Sì, questa immane tragedia che non vuole finire, ma Palma è sempre pronta ad accogliere, anche per dare una degna sepoltura a questi migranti. Qualsiasi tipo di discorso oggi sarebbe anacronistico, quindi condividiamo il dolore e con le altre amministrazioni presenti, anche con il prefetto romano, e siamo pronti ad accogliere queste salme per dare proprio una degna sepoltura a Palma di Montechiaro anche. Purtroppo sì, sta diventando oramai qualcosa che veramente colpisce. Mi ritrovo per la 6ª volta quando sono sindaco ad accogliere bambini e questa è la tragedia più grossa. Non riusciamo a tamponare questa crisi umanitaria, non riusciamo ad agire da paese democratico, non riusciamo a dare delle risposte concrete. Ogni volta ci indigniamo, ogni volta ci lamentiamo, il cuore si spezza. 2 o 3 giorni ne parliamo con gli articoli, con le varie iniziative e poi purtroppo dimentichiamo tutto fino all'ennesima tragedia. Vi garantisco che non è più sopportabile il dolore che si prova ogni volta a cogliere queste piccole bare, ma come grandi, attenzione, sono sempre delle tragedie umane e come comunità veramente iniziamo ad essere
stanchi nel senso negativo della cosa, stanchi per una... Iniziano oggi le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2024-2025 fino al prossimo 10 febbraio. Per le scuole primarie e secondarie si potranno effettuare sulla piattaforma telematica online. In merito abbiamo sentito il dirigente scolastico Luigi Costanza dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini. Oggi in tutta Italia iniziano le iscrizioni presso gli istituti scolastici fino al prossimo 10 febbraio. Siamo all'Istituto Rita Levi Montalcini, ecco, parliamo col dirigente scolastico Luigi Costanza. Ecco, una data importante, anche il vostro istituto, apre le iscrizioni. Ecco, parliamo appunto di come si fa ad iscrizione online e anche con l'occasione di ciò che offre l'Istituto Levi Montalcini, che ricordiamo, un istituto comprensivo con tanti plessi sparsi nella zona. Sì, oggi iniziano le iscrizioni, come diceva lei, online tramite la piattaforma unica, e quindi le famiglie con le quali già abbiamo avuto dei contatti già ci hanno dato la loro preferenza, scriveranno i loro figli ai nostri settori, sia quelli della scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, le iscrizioni ancora proseguono in formato cartaceo, si possono fare in formato cartaceo, mentre per quanto riguarda la scuola primaria sarà, come dicevo, online, e anche per quanto riguarda la scuola secondaria primo grado. Noi, ripeto, martedì 23 faremo l'Open Day d'istituto, ma già abbiamo avuto dei diversi contatti con l'utenza, con le famiglie che già hanno gradito la nostra offerta formativa, ma proprio per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Ogni martedì l'ufficio di segreteria saranno aperti, per cui per necessità eventuale delle famiglie che avessero delle difficoltà con la piattaforma informatica, ma credo che non ci dovrebbe essere problemi, però noi offriamo questo servizio all'utenza a tutti, fermo restando che tutte le mattine gli uffici di segreteria sono aperti a disposizione dei genitori. Il vostro è un istituto comprensivo e comprende varie altre sedi distaccate. Sì, un istituto abbastanza grande che si estende nella zona tutta, a sud di Agrigento, Villaggio Mosè, Villaggio Peruzzo, San Leone, Via dei Fiumi, quindi abbiamo diversi plessi e diciamo che in ogni plesso fa parte dell'istituto, facendo parte dell'istituto, però racchiude in sé una propria entità che poi trasmette agli altri plessi. Ieri per esempio abbiamo avuto la visita gradita del cantautore, nostro concittadino Daniele Magro, che ha lietato il plesso De Cosmi. Anche al plesso Montessori hanno fatto un'altra bella attività per quanto riguarda la Pizziata Day, così chiamata, ecco, per far capire che in ogni plesso si fanno delle attività, ma di concerto con quella che è l'unitarietà del plesso stesso, dell'istituto stesso, e devo dire che sono molto soddisfatto del lavoro svolto dai docenti, della fattiva collaborazione dei genitori. Abbiamo un ufficio segreteria molto attivo, che è sempre disponibile, con una DSGA sempre presente per tutte le esigenze che si dovessero verificare in questo particolare momento che ci viene impegnato con i progetti del PNRR, che sono dei progetti fondamentali. Noi li abbiamo utilizzati, li utilizzeremo, ripeto, per dare un contributo fattivo all'ampliamento della nostra offerta formativa a partire dalle lingue, dai corsi di informatica, e soprattutto abbiamo sempre un'attenzione particolare nei ragazzi più bisognosi, nei ragazzi che hanno qualche difficoltà, e quindi come tale lì la nostra è una scuola veramente inclusiva. E gli alunni della quarta classe dell'Istituto Odierna di Palma di Montechiaro si sono recati lo scorso 15 e 16 gennaio, accompagnati dalla dirigente scolastica Annalia Todaro, a Roma per ritirare il premio del concorso nazionale Senato e Ambiente, il servizio. Sono presenti in aula gli studenti e i docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Giambattista Odierna di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Nel dare la parola al senatore Enrico Borghi, chiedo all'Aula di abbassare un po' il livello delle conversazioni. Può illustrare la questione di pregiudiziale QP2, prego. Gli alunni della classe quarta AF dei servizi per la sanità e l'assistenza sociale della quarta G del tecnico informatico, accompagnati dal dirigente scolastico Annalia Todaro e dai docenti referenti
Rossana Sorcia e Carmelo Ferrara si sono recati a Roma il 15 e 16 gennaio per ritirare il premio del concorso nazionale Senato e Ambiente. Gli studenti dell'Istituto Odierna, con la loro indagine conoscitiva Oro Verde e Fiumi Neri sulla problematica dell'inquinamento del fiume Palma e del fiume Naro, dovuto al fenomeno di sversamento delle acque di vegetazione della molitura delle olive, lo scorso anno scolastico si sono aggiudicati il primo posto della competizione nazionale indetta dal Senato della Repubblica Italiana. Durante le giornate romane hanno avuto così l'onore di illustrare nei locali di una delle commissioni del Senato, alla presenza di 3 senatori della Repubblica Italiana, il risultato della loro indagine conoscitiva insieme alla risoluzione prodotta. Nel pomeriggio hanno anche avuto l'opportunità di assistere ai lavori di aula. Soddisfazione del dirigente Annalia Todera, ancora una volta i ragazzi dell'Istituto Odierna di Palma portano in alto il nome della città del Gattopardo a quello di tutta la provincia di Agrigento. E alle prime ore di questa mattina oltre 120 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno eseguito nelle province di Catania, Caltanissetta, Arezzo, Napoli e Udine un'ordinanza concernente 26 indagati con cui il GIP presso il locale tribunale su richiesta della Repubblica di Catania, direzione distrettuale antimafia, ha disposto misure cautelari nei confronti di 15 persone indagate. Il servizio. Questa mattina alle prime ore dell'alba 120 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno eseguito nelle province di Catania, Caltanissetta, Arezzo, Napoli e Udine un'ordinanza concernente 26 indagati con cui il GIP presso il locale tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania della Direzione Distrettuale Antimafia, ha disposto misure cautelari personali nei confronti di 15 persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere di stampo mafioso, nonché le condotte aggravate dal metodo mafioso di usura, estorsione, traffico organizzato, spaccio di sostanze stupefacenti, riciclaggio di denaro nella forma del reimpiego dei proventi illeciti in attività economiche. Il provvedimento cautelare su delega della Procura distrettuale etnea è stato eseguito nelle province di Catania, Caltanissetta, Arezzo, Napoli e Udine da finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo etneo, con la collaborazione del Servizio Centrale Investigazioni sulla Criminalità Organizzata, con il supporto di unità cinofile, antiterrorismo, l'impiego di militari delle compagnie di Acireali, riposto Paternò del reparto aeronavale di Vibo Valentia. Complessivamente sono 14 le persone destinatarie dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere e uno degli arresti domiciliari. Il provvedimento dispone anche il sequestro finalizzato alla confisca di 9 attività commerciali a Catania operanti nel settore dell'edilizia, 81 tra fabbricati, terreni, siti in provincia di Catania e di Arezzo, 5 autovetture, disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 12 milioni di euro. Una delle attività più redditizie del sodalizio sarebbe stata l'erogazione di prestiti a tassi usurari inseriti in un sistema più ampio di reinvestimento dei proventi rivenienti dal traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni, gioco d'azzardo. Le indagini sarebbe inoltre individuato l'esistenza di una cassa comune del sodalizio in cui far confluire i proventi delle attività illecite a cui attingere per supportare economicamente gli affiliati, detenuti o ex detenuti da poco usciti dal carcere con le relative famiglie, sostenendole per le spese di viaggio in occasione di trasferte per i colloqui, erogare stipendi, pagare onorari degli avvocati difensori. Malnutriti, ammassati in gabbie sporche e incatenati senza possibilità di movimento, 12 cani sono stati sequestrati e un uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali dai poliziotti della squadra mobile di Caltanissetta e del commissariato di Niscemi. Il servizio. Malnutriti, ammassati in gabbie sporche e incatenati senza possibilità di movimento, 12 cani sono stati sequestrati e un uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali dai poliziotti della squadra mobile di Caltanissetta e dal commissariato di Niscemi. Il controllo è stato effettuato nell'ambito di un'attività di prevenzione e repressione delle corse clandestine di cavalli, combattimento tra cani, ed è stato condotto insieme ai veterinari dell'ASP di Caltanissetta. Le verifiche hanno permesso così di individuare stalle abusive per allevamento di equini, di riscontrare le gravissime condizioni igienico-sanitarie,
con cui venivano custoditi alcuni cani, 2 meticci di grosse dimensioni, uno di piccola taglia tenuti in catena, mentre altri 9 cani, probabilmente allevati per la caccia, chiusi in gabbia all'interno di un box abusivo. 9 cani da caccia erano malnutriti, in ipotermia, costretti a vivere in gabbie strettissime, tra loro le feci, in un unico locale, in quasi totale assenza di luce. In un primo momento l'indagato aveva negato di avere la disponibilità di quei locali, smentito però dai primi accertamenti effettuati dagli agenti della polizia, che invece hanno trovato un mazzo di chiavi nel suo veicolo che apriva una porta in ferro, unico accesso al manufatto. È stato necessario arieggiare i locali prima di intervenire, in quanto un forte odore non permetteva di operare in condizioni di sicurezza per la salute dei poliziotti e dei medici veterinari. Gli agenti e veterinari così hanno potuto far altro che constatare le gravi condizioni di maltrattamento in danno dei cani, sfamati e trasferiti presso il commissariato di Niscemi da una ditta specializzata in recupero di animali. Sono stati successivamente sequestrati e affidati alle cure di un centro specializzato convenzionato con il comune di Niscemi. A Palermo sequestrati 2 tonnellate di sigarette di contrabbando. L'accurata ispezione dei mezzi operata dai finanzieri permetteva di rinvenire complessivamente 10.000 stecche di sigarette di contrabbando riportanti i marchi Chesterfield e Merit. Il servizio. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato 2 tonnellate di sigarette di contrabbando rinvenute all'interno di 2 furgoni sottoposti a controllo a Palermo. In particolare, nel corso di specifiche attività anticontrabando e anticontraffazione, una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo ha sottoposto a controllo 2 furgoni in via Ernesto Basila. Un'accurata ispezione dei mezzi operata dai finanzieri permetteva di rinvenire complessivamente 10.000 stecche di sigarette di contrabbando, riportando i marchi Merit e Chesterfield. Le sigarette, per un peso complessivo di 2.000 kg, sono state prontamente sottoposte a sequestro, impedendone l'immissione sul mercato nero della città, che avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per circa 350.000 euro. I 2 conducenti di nazionalità italiana sono stati immediatamente tratti in arresto in flagranza di reato per il delitto di contrabbando e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Lo scorso 15 gennaio ha convalidato l'arresto. Prosegue senza sosta l'attività della Guardia di Finanza a contrasto dei traffici illeciti, per la tutela della sicurezza economico-finanziaria dei cittadini e della concorrenza, mantenendo costantemente alta l'attenzione verso i fenomeni illeciti utilizzati per finanziare le associazioni criminali. Una costante azione di contrasto al fenomeno del contrabbando di sigarette, che ancora oggi rappresenta un crimine diffuso e ben organizzato e contribuisce altresì a difendere la salute dei consumatori rispetto ai rischi derivanti dalla totale mancanza di controlli sulla qualità dei prodotti. Scene da Far West nel centro di Agrigento. Un immigrato da anni residente nella città dei Templi è stato ricoverato presso l'ospedale San Giovanni di Dio con una prognosi di una decina di giorni dopo essere stato colpito ripetutamente a 2 persone al Viale della Vittoria. Un video che è diventato virale, la scena immortalata con un cellulare, è rimbalzata immediatamente su tutti i social. Il fatto è avvenuto poco dopo l'1. Nel video si vede una discussione tra l'immigrato e altre 2 persone con spintoni, calci e pugni scambiati reciprocamente. Le 2 persone però sembrano avere la meglio e l'immigrato, colpito al volto con un pugno, cade senza sensi sul selciato. Una volta a terra la violenza non si ferma e vengono sferrati altri colpi. Poi la fuga dei 2 aggressori a bordo di un'auto. Sono stati alcuni passanti a cercare di placare gli animi e chiamare immediatamente i soccorsi. Al via le indagini per ricostruire cosa sia esattamente accaduto. Le immagini sono al vaglio degli inquirenti insieme alla targa del veicolo al bordo del quale si sono allontanati 2 soggetti. Nuova seduta del Consiglio Comunale a Favara, ce ne parla il collega Giuseppe Moscato. L'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e l'elenco annuale dei lavori è uno degli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale di Favara, convocata dalla Presidente Miriam Mignemi per martedì 23 gennaio alle ore 18:30. La seduta, convocata in sessione ordinaria, si terrà a porte aperte ed è prevista anche la diretta streaming sui canali social del Comune di Favara.
all'ordine del giorno anche un importante punto in materia finanziaria, l'approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio finanziario 2019, come previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 118 del 2011. I consiglieri comunali sono chiamati anche, ed in questo caso non è la prima volta in quanto l'argomento era già stato inserito all'ordine del giorno di precedenti consigli comunali ma senza esito positivo, alla presa d'atto del decreto del direttore generale dell'assessorato regionale del territorio e ambiente, il numero 4 del 2019, relativo all'annullamento dell'approvazione del piano regolatore generale del comune di Favara. Di conseguenza si avrà il definitivo consolidamento del piano regolatore generale che fu adottato con delibera del commissario ad acta nel 2015. Dal punto di vista politico-amministrativo sarà importante vedere come si muoverà l'opposizione o comunque una parte di questa. Come si ricorderà, infatti, diversi consiglieri comunali hanno adottato una linea dura contro il sindaco Antonio Palumbo e la sua amministrazione comunale, che li vede abbandonare l'Aula e non partecipare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno per i noti contrasti che hanno portato a chiedere la revoca della delega all'assessore ai lavori pubblici. Atteggiamento che ha causato più volte la caduta della seduta per mancanza di numero legale, con possibilità di trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno solo nella seduta di aggiornamento alle 24 ore dalla convocazione principale, quando è sufficiente per essere valida la presenza di 10 consiglieri comunali sui 24 eletti. E dopo Favara passiamo a Realmonte, assunzione a tempo indeterminato di nuove figure professionali al Comune il servizio. In riferimento alla programmazione triennale 2023-2025 del fabbisogno di nuove figure professionali, al Comune di Realmonte sono in ritiro le procedure selettive riguardanti l'assunzione a tempo indeterminato tramite un concorso pubblico e progressione interna di diverse figure professionali: assistenti sociali, istruttore tecnico, funzionario amministrativo, istruttore amministrativo, funzionario direttivo con profilo professionale tecnico, un istruttore amministrativo e un agente DPM. Inoltre saranno incrementate le ore di lavoro a tempo indeterminato, 4 unità operative, oltre alle progressioni. Il provvedimento è l'atto finale di un lungo impegno assunto dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sabrina Lattuca. Inoltre, per un funzionario contabile è prevista la partecipazione all'avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione, finalizzato all'acquisizione di una manifestazione di interesse Coesione Italia 21-27 da parte delle amministrazioni regionali, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni compresi dell'area regionale e personale a tempo indeterminato. È un traguardo storico: dopo circa 30 anni il Comune di Realmonte è tornato ad assumere. Questo quanto dichiarato dal sindaco Sabrino Lattuca, che esprime la sua grandissima soddisfazione per avere portato a compimento un punto fondamentale del mio programma elettorale, un impegno solenne nei confronti della cittadinanza che, oltre a dare dignità ai lavoratori dipendenti, alcuni dei quali hanno avuto una modifica contrattuale, passando da 18 ore a 30-33 ore con la conseguente stabilità economica, darà nuova linfa e un maggiore apporto tecnico-amministrativo agli uffici esistenti, come prescrive la legge. Quindi, per Sabrina Lattuca, un impegno costante e serietà al servizio dei cittadini. Roma contro la Sicilia. Il governo nazionale riduce le risorse del PNRR. Abbiamo intervistato il sindacalista della CGIL di Messina, Francesco Lucchesi. Purtroppo il cosiddetto governo amico romano non è così amico del Mezzogiorno, non è così amico della Sicilia. Le risorse in Sicilia, come abbiamo in qualche modo fatto vedere attraverso il report che abbiamo presentato alla fine del 2023, verranno a mancare circa 5 miliardi di euro di risorse che erano destinate ai nostri territori. Erano destinate anche alla provincia di Messina e queste risorse purtroppo non potremo più utilizzarle.
parliamo di risorse legate al tema delle infrastrutture, parliamo di risorse legate ai beni confiscati alla mafia per la loro riqualificazione, risorse appunto del PNRR, parliamo anche di scelte che questo governo ha messo in campo come la cancellazione del reddito cittadinanza, che naturalmente produce un danno rispetto anche all'economia locale, perché erano trasferimenti che da Roma arrivavano alla Sicilia. Immaginatevi che la nuova misura, nella migliore delle ipotesi, coprirà il 50% degli ex percettori del reddito cittadinanza. Questo danno, questa cancellazione di questa misura produce un danno economico per la Sicilia di circa poco più di 600 milioni di euro in un anno di trasferimenti che non ci saranno più, e questi sono naturalmente alcuni esempi. A questo si aggiunge anche la follia di tagliare il Fondo Sviluppo e Coesione, che è uno strumento attraverso il quale creare infrastrutture in Sicilia, nel Mezzogiorno, per destinare circa, rispetto alla parte siciliana, 1 miliardo e 300 milioni solo e esclusivamente alla costruzione del ponte sullo Stretto A, che così, laddove mai dovesse essere realizzato, sarebbe una cattedrale nel deserto rispetto al fatto che non abbiamo le risorse per fare quel sistema viario di strade, autostrade e ferrovie che eventualmente servirebbero alla funzionalità del ponte. Ci fissiamo su un'opera inutile e dannosa rispetto alla nostra provincia per fare contento il ministro Salvini, senza pensare al reale sviluppo dei nostri territori. Scelta tecnica o scelta politica? Se pensiamo anche al capitolo delle infrastrutture e della sanità, il governo taglia queste risorse perché mancano i progetti o c'è dell'altro? No, i progetti, per fortuna, con tutte le difficoltà del caso, soprattutto rispetto al pezzo del PNRR, le amministrazioni comunali siciliane avevano in qualche modo, erano riuscite in qualche modo a intercettare tutta una serie di risorse, anche sulla riqualificazione delle periferie, anche sul pezzo del dissesto idrogeologico. Ad oggi non abbiamo contezza precisa di quelle che saranno le risorse che arriveranno dal pezzo del PNRR, considerando tra l'altro che il PNRR ha un vincolo ben preciso per cui il 40% delle risorse devono essere destinate al Mezzogiorno. Non ne abbiamo idea perché nella rimodulazione fatta dal governo Meloni con l'avallo della Commissione europea ancora non sono usciti i decreti attuativi, quindi noi non abbiamo ancora contezza di quali saranno esattamente le risorse che arriveranno sui nostri territori regionali, con un danno enorme anche rispetto ai cantieri già avviati, ai bandi già avviati, e con un danno enorme che potranno avere le amministrazioni comunali che sono già partite nella realizzazione di alcuni progetti e che non hanno ancora idea se queste risorse arriveranno e, nel caso in cui non arriveranno, come dovranno in qualche modo portare a termine questi progetti. Relativamente all'omicidio avvenuto a Balestrate in discoteca, dove ha perso la vita Francesco Bacchi, l'indagato Andrea Cangemi va ai domiciliari, convalidato il fermo da parte della magistratura. La corrispondenza. Il video della rissa in cui è morto nella notte tra sabato e domenica scorsi Francesco Bacchi, di 20 anni, è stato visionato durante l'udienza di convalida del fermo a carico di Andrea Cangemi, anche lui 20 anni, accusato di rissa aggravata e di omicidio preterintenzionale. Come ha ammesso lo stesso Cangemi, non lontano dalla discoteca Medusa di Balestrate, ha dato un calcio alla vittima dopo essere stato aggredito, calcio che sarebbe stato fatale per il giovane, ma sarà comunque l'autopsia, fissata per questo 18 gennaio, a confermarlo o smentirlo. L'indagato ha confermato questa versione davanti al GIP Claudio Emanuele Bencivigni e non solo. Ha anche identificato diverse persone riprese dalle telecamere che in qualche modo erano presenti nel momento dello scontro. La difesa ha chiesto al giudice una misura meno afflittiva del carcere, mentre il sostituto procuratore Alessandro Macaluso, che coordina l'inchiesta assieme all'aggiunto Petrini, ha ribadito l'esigenza che il giovane invece resti in cella. Il GIP ha poi deciso di concedere gli arresti domiciliari accogliendo la richiesta del legale. Altre 5 persone, di cui 2 minorenni, sono al momento indagate per la rissa, della quale per ora non si conosce il motivo né ha saputo indicarlo Cangemi,
come ha detto al giudice anche nelle scorse ore. Secondo la sua versione, mentre si stava allontanando dal locale intorno alle 2:33 di domenica 14 gennaio, un gruppo composto da 6 o 7 ragazzi lo avrebbe spintonato. In quel momento, come ha chiarito al GIP visionando le immagini, sarebbe stato presente anche un amico della vittima. Dal video emergerebbe anche che Bacchi in un primo momento si sarebbe allontanato. In base al racconto di Cangemi, sarebbe però tornato indietro all'improvviso e gli avrebbe dato 2 schiaffi, probabilmente questa è l'ipotesi della difesa, per difendere l'amico. L'indagato avrebbe reagito con un calcio, facendo così cadere Bacchi a terra. La vittima avrebbe cercato di rialzarsi e per neutralizzarlo e difendersi Cangemi gli avrebbe sferrato un ulteriore calcio tra il collo e il torace. Il ventenne ha riferito di essere poi andato via e di aver appreso che il coetaneo era morto soltanto molto più tardi, cioè quando i carabinieri si erano presentati in casa sua per fermarlo. Ha subito ammesso i fatti e ricostruito l'accaduto anche con l'aiuto del video che riprenderebbe nitidamente tutta la scena. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. Il rapporto sull'economia del Mezzogiorno è l'opera principale dello Svimez e viene pubblicata annualmente dal 1974. Raccoglie i principali indicatori, gli andamenti dell'economia meridionale in numerosi settori chiavi come industria, edilizia, terziario, credito, finanza pubblica, infrastrutture e trasporti, politiche del lavoro e di coesione. Vediamo il servizio. La fotografia dell'ultimo rapporto Svimez è abbastanza chiara. Nel 2080 i residenti del Mezzogiorno saranno probabilmente dimezzati. Il PNRR doveva anche servire a fermare questo esodo, pare invece che non ci sia alcuna pezza messa al flusso migratorio verso altri paesi, dal nord Europa al Giappone, dall'America all'Australia. Su 63.000 giovani emigrati nel 2023 il 42% è laureato. La mancanza di lavoro o la mancanza di una adeguata retribuzione ha fatto partire tantissimi professionisti con una conseguente perdita umana e culturale. Un dato su tutti, quasi 4 lavoratori su 10 hanno un impiego a termine. La precarietà influisce sulla scelta di partire. Dal 2002 al 2021 a lasciare il Mezzogiorno sono stati oltre 2,5 milioni di persone. Il rapporto segnala che le persone che vivono in povertà assoluta sono cresciute di 250.000 unità, al centro e al nord invece sono calate di 157.000. Al sud cala il lavoro nei settori portanti dell'economia, a partire proprio dal manifatturiero. Manca la visione per il sud, mancano chiare politiche del Mezzogiorno per le infrastrutture di questa parte di paese che rimane sempre più isolato, Sicilia chiaramente in testa. Nonostante il turismo possa essere vera e concreta fonte di ricchezza e reddito, di lavoro e di sviluppo, al sud viene fatto in maniera approssimativa e ad oggi non rappresenta alcun volano economico, ma appena stagionale. Così si legge. Con 4,3 presenze per abitante, il Mezzogiorno si colloca all'ultimo posto tra i principali paesi, con un notevole gap rispetto sia al gruppo dei paesi più piccoli sia ai paesi di più grandi dimensioni. Il numero di presenze turistiche per abitante del Mezzogiorno è pari a meno della metà del dato medio delle regioni centro-settentrionali, e le regioni meridionali stanno incontrando maggiori difficoltà a recuperare il calo delle presenze subito nel 2020. Il gap risulta infatti pari all'8% nel sud contro il 5% del centro-nord. Ma c'è anche la questione del lavoro femminile, che è poco affrontato o probabilmente mai risolto. Dal divario dei salari alla mancanza di servizi per l'infanzia, il PNRR non riduce alcun divario tra nord e sud, il tempo pieno a scuola, altro obiettivo richiesto dall'Europa, resta per il Mezzogiorno un miraggio. A Palermo il 73% dei bambini da 6 ai 10 anni non ha il tempo pieno, in assenza di visione, di politiche attive e mirate per il Mezzogiorno del paese. Tra qualche anno la migrazione spopolerà le città del sud.
L'autonomia differenziata, osserva ancora Svimez, espone l'intero paese ai rischi di una frammentazione insostenibile delle politiche pubbliche chiamate a definire una strategia nazionale per la crescita, l'inclusione sociale, il rafforzamento del sistema delle imprese. Controlli nei cantieri edili del Messinese, un bilancio dell'attività dell'anno 2023. Nel corso del 2023 i carabinieri del Comando Provinciale di Messina, nel quadro delle iniziative finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, l'emersione del lavoro nero e lo sfruttamento, hanno condotto una strutturata intesa operativa attraverso una permanente campagna di periodici controlli congiunti nel delicato settore dei cantieri edili, pubblici e privati, dislocati nella provincia peloritana. Le attività ispettive sono state eseguite a tappeto con cadenza periodica in diversi comuni messinesi dai militari delle 9 compagnie carabinieri dislocate in tutta la provincia insieme ai militari del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro del capoluogo. In particolare, i carabinieri di Messina e i militari del nucleo ispettorato del lavoro hanno condotto ispezioni in 31 imprese edili attive in cantieri presenti nelle diverse località della provincia, effettuando verifiche su 80 posizioni lavorative. All'esito delle attività svolte sono state rilevate irregolarità in 15 ditte, delle quali 14 sono state sottoposte alla sospensione temporanea delle attività per la presenza di gravi violazioni in materia di sicurezza del lavoro e la presenza di lavoratori in nero. Le irregolarità hanno riguardato principalmente la mancata adozione di misure tecniche e organizzative volte a evitare pericoli di caduta da impalcature e ponteggi, i cosiddetti pericoli da lavoro in quota, come ad esempio la mancata installazione di protezioni verso il vuoto. Gli altri illeciti rilevati sono stati quelli connessi con ulteriori rischi dei lavoratori, come la mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale e la messa in sicurezza dei cantieri, nonché l'inosservanza degli obblighi relativi alla formazione dei dipendenti. A seguito delle criticità e delle omissioni accertate a carico dei datori di lavoro e dei vari responsabili della sicurezza dei lavoratori, sono state deferite all'autorità giudiziaria complessivamente 24 persone ed irrogate sanzioni e ammende per l'ammontare complessivo di oltre 360.000 euro. Occorre comunque osservare come, analogamente a quanto avvenuto nell'anno precedente, anche durante la campagna dei controlli del 2023, particolarmente orientata ai cantieri pubblici, ma non solo, è stata riscontrata la presenza di un basso numero di lavoratori in nero, solo 3 rispetto alle 80 posizioni lavorative verificate. La campagna dei controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Messina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro nel settore edile proseguirà anche nel 2024 con l'obiettivo di mantenere elevata e costante la vigilanza sulla specifica delicata tematica, confermando l'incisiva e permanente azione di prevenzione e contrasto dei carabinieri e dell'Ispettorato del Lavoro alle violazioni che danneggiano i diritti dei lavoratori e mettono a serio rischio la loro incolumità. E il 18 gennaio del 1987 moriva il maestro di bagheria Renato Guttuso. L'amministrazione comunale, per celebrare questa data, ha disposto la deposizione di una corona di fiori presso la tomba monumentale realizzata dal maestro Giacomo Manzù a Villa Cattolica, il servizio da Palermo. Era importante per l'amministrazione, di concerto con gli archivi Guttuso, con Marco Carapezza, con ovviamente quelle che sono le persone che attorno agli archivi Guttuso e al Museo Ruotano, deporre per noi questa corona di fiori per ricordare Renato Guttuso, che è stato un grande maestro, un cittadino illustre della nostra comunità, che ha dato lustro in campo internazionale, non solo nazionale, con le sue opere, con le sue realizzazioni. Trova qui la sua sepoltura perché vi era un legame viscerale con questa terra. Lui aveva chiesto di essere sepolto proprio in un luogo dove si vedesse il mare. Dopo 3 anni viene portato qui in una tomba realizzata dal Manzù, con un marmo proveniente dal Brasile, il Manzù con quale aveva anche lui un legame, un patto, un sodalizio,
che lo avrebbe portato proprio alla realizzazione del suo monumento funebre. E questa è anche l'occasione per ricordare che stanno per cominciare le attività del 50ennale del Museo Guttuso. La principale attrazione di queste attività, dopo tantissimi anni di chiusura, sarà la riapertura del piano secondo, che finalmente vedrà di nuovo appunto la possibilità di essere aperto e mostrato a chi vorrà venire a vedere, con un nuovo allestimento che ad ora è in corso, e per noi, per l'amministrazione, è una grandissima soddisfazione. Negli ultimi anni, con delle innovazioni importanti, per esempio con l'inserimento del Museo nelle Vie dei Tesori, con l'attrazione rispetto ad alcune mostre temporanee realizzate, i turisti sono venuti, la gente è venuta e il museo ha continuato ad essere un luogo di attrazione. Voi dovete pensare, quando lo abbiamo inserito per la prima volta nelle Vie dei Tesori, Villa Cattolica è stata tra i siti più visitati della Sicilia, quindi ha una grande forza di attrazione, certamente legata al nome di Guttuso, con nome che torna prepotentemente e ciclicamente alla ribalta nazionale e internazionale. Passiamo ora allo sport. È finita 0-0 la partita dell'Akragas ieri, disputata fuori casa con il Sant'Agata, un punto importante per mister Coppa, allenatore della squadra agrigentina, che smuove la classifica. Il prossimo appuntamento sarà con il Ragusa. Buon pari dell'Akragas sul campo del Sant'Agata, che così guadagna un punto preziosissimo, ma che con un po' di fortuna potevano essere anche 3, se nel finale una conclusione ravvicinata di Di Mauro non fosse stata intercettata dal portiere di casa in uscita. Ma c'è stato anche un altro episodio molto importante che avrebbe permesso alla compagine di Coppa di passare in vantaggio. Infatti è stato annullato un penalty ai più apparso netto e quindi poi annullato completamente dall'arbitro, che ha fatto segno di continuare. Grazie a questo punto comunque l'Akragas si posiziona a quota 26, a più 9 dalla zona playoff, e domenica prossima si ritorna nuovamente all'Ezzeneto per affrontare il Ragusa. Intanto c'è stato uno scontro thrilling al Saraceno di Ravanusa, con il Canecatì che ha superato i cugini del Licata con un secco 0-3. In gol Giancotti, che ha segnato una doppietta, e Bonilla. Per la cronaca va ricordato che il Licata ha giocato in inferiorità numerica per una doppia espulsione di Cappello. Ma c'è anche da sottolineare anche un altro fatto molto importante. C'è stato un calcio di rigore sprecato dagli 11 metri dal giocatore gialloblu Minacori. Ma vediamo quali sono stati i risultati di questa terza giornata di ritorno. A Gioia Tauro il Real Casalnuovo si è imposto con il risultato di 2-0. Dunque Canecatì batte Licata 3-0. A Portici l'Ocre ha vinto 3-1. Come la Vibonese è passata al Ragusa per 3-2, San Luca Nuova Igea 2-0, Sant'Agata Akragas, come detto prima, 0-0, il Siracusa ha superato la San Cataldese per 2-0, mentre il Trapani ha superato il Castrovillari per 3-1. Hanno riposato Acireale e Reggio Calabria, ed ora spazio alle interviste di fine gara. Io devo fare i complimenti alla squadra e ai ragazzi, perché oggi hanno affrontato una signora squadra, ma ho visto i miei ragazzi saper soffrire, non è la prima volta, e dopo tanta sofferenza abbiamo avuto anche l'opportunità di vincere la partita. La cosa più bella, che mi fa più felice, è che i ragazzi hanno interpretato la partita per come l'avevamo preparata durante la settimana, quindi questa continua ad essere per me tanta soddisfazione, perché questi ragazzi stanno facendo dei sacrifici enormi, sono molto giovani e nonostante questo stanno vivendo un percorso che secondo me è un bellissimo percorso. Secondo me non dipende dal modulo, il modulo sì, può andare bene in una maniera di più rispetto ad un'altra, però secondo me è l'atteggiamento, secondo me è il recepire alcuni concetti. Oggi non abbiamo quasi mai sofferto, è la terza partita consecutiva senza subire gol, e questo per me è un dato, perché il calcio è fatto di numeri, è fatto di alcuni dati e io devo tenerne conto. E poi oggi abbiamo schierato una squadra inizialmente senza attaccanti di ruolo, ed è stato voluto,
e mi hanno dato una grande risposta, mi hanno fatto dire che non ho sbagliato, ecco, e quindi questa è la più grande soddisfazione da parte mia. Abbiamo pochissimi giorni, già domani siamo nuovamente a fare allenamento, anche se sarà un allenamento di scarico, ma abbiamo soltanto 2 giorni per preparare un'altra partita, un'altra sfida, che sarà una partita difficilissima perché il Ragusa è un'altra squadra importante, ma adesso noi siamo anche consapevoli e sappiamo quello che possiamo e sappiamo fare. Sì, è un ottimo punto questo con Sant'Agata perché, come hai detto tu bene, è una squadra attrezzata, una squadra che fa un bel gioco, era un campo difficile, noi abbiamo saputo soffrire, quasi quasi portavamo pure i 3 punti a casa al 90esimo, però va benissimo così, faccio il complimento a tutti i ragazzi che hanno fatto una grande partita. Sì, abbiamo cercato di essere più solidi, da 3 partite approcciamo con una giusta mentalità, con la giusta cattiveria, c'è spirito di sacrificio, questo si vede in campo, si sta vedendo nei risultati perché appunto come stai dicendo stiamo subendo pochi gol e questo mi fa molto piacere. Sì, spero che i tifosi ci vengano a dare una mano perché abbiamo bisogno di loro. Affrontiamo la terza partita in una settimana, sarà dura perché recuperare, ci sono pochi giorni, però speriamo di fare un'ottima partita e di cercare di vincere. Hai parlato dei tifosi anche oggi di mercoledì, presenti a Sant'Agata, hanno sempre seguito questa squadra. Sì, i ragazzi ci sono sempre, riescono anche a poche unità a venire sempre, noi siamo andati infatti a salutarli, li abbiamo ringraziati perché veramente questo è un attaccamento alla maglia e un amore incredibile. Oggi i ragazzi hanno fatto una grossa prestazione di sacrificio, incontravamo secondo me una delle squadre migliori del torneo per come giocano, per come sono messi in campo. Devo dire un primo tempo con una supremazia del Sant'Agata, secondo tempo diciamo che la partita si è sporcata un poco, non abbiamo rischiato quasi nulla, anzi nel 92esimo abbiamo avuto la palla gol noi, però penso che lo 0-0 sia un risultato giusto. Partite non subiamo gol, giochiamo bene, corriamo tanto, ringraziamo sempre i nostri tifosi che sono venuti pure a Sant'Agata, dedichiamo anche a loro questo pareggio. Ci auguriamo che domenica con il Ragusa ci sia il pubblico delle grandi occasioni perché è un derby, è una partita importante, dobbiamo continuare a fare punti e abbiamo bisogno dell'appoggio del nostro pubblico. E questo è tutto per oggi per TV Notizie, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.